Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono Domenico Piccinno, il rappresentante dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani di Olbia, della Gallura più correttamente, però facciamo parte di una struttura un pochino più larga che si chiama Sassari Gallura. Naturalmente ogni area ha la sua autonomia e la sua modello organizzativo che per operare nel territorio, e lo facciamo davvero con grande passione e con grande autonomia appunto. Per il 25 aprile abbiamo organizzato diverse attività in collaborazione, che ormai è, possiamo dire, decennale, con la biblioteca comunale che ci ospita, con grande anche partecipazione da parte degli operatori, da parte dei dirigenti, in particolare da Matteo che ci assiste davvero anche sul piano tecnico per riuscire a realizzare i nostri eventi. E dicevo, il 25 aprile noi abbiamo organizzato diverse cose. Una è quella che ha preceduto la giornata di oggi, che è il premio Joyce Lussu, che abbiamo consegnato ad un artista di grande valore e di grande prestigio mondiale. È un nostro concittadino che si chiama Paolo Fresu, è di Berchidda, cresciuto quindi nei nostri dintorni, nelle nostre aree, e ha avuto veramente, visto il talento che lo caratterizza, e l'onore di essere una delle figure più, diciamo, affermate del mondo del jazz e del mondo della musica. Però a tutto questo lui ha sempre accompagnato l'impegno civile e sociale, e soprattutto poi dal nostro punto di vista dell'ANPI pure l'impegno antifascista. La giornata di oggi è caratterizzata sempre su questa linea su questa visione così un po' orizzontale. Abbiamo chiesto all'amico e compagno Sandro De Sì, che è un insegnante delle scuole superiori, come i ragazzi presenti qui nella nostra assemblea di stamattina, di illustrare le sue opere. Lui è un fumettista e un grafico straordinario, riconosciuto veramente non solo da me, che sono forse l'ultima ruota del carro, ma veramente anche a livelli accademici, per i lavori che riesce a fare con il fumetto, rappresentando i nostri grandi personaggi della storia, in particolare quelli a noi vicini, che sono Gramsci, sono Emilio Lussu, eccetera, per rimanere sempre nell'ambito del 25 aprile. E l'ultima opera che ha realizzato è questo libro che vediamo qui esposto sulla Costituzione. Vabbè, dopo la illustrerai tu, però questo sulla Costituzione illustrata, e poi su Martigiano, perché lui, essendo un sardo autentico, ci tiene a valorizzare anche la nostra parlata, la nostra lingua, anche nelle sue opere. E quindi lui ci illustrerà un po' i suoi lavori, dialogherà con l'amico e il nostro compagno dell'ANPI, il giornalista Antonello Secchi, e con il segretario della CGIL, Danilo Deiana, che probabilmente questa è la sua prima uscita ufficiale, al di là delle riunioni interne, di quelle faticose riunioni interne a cui sono sottoposti regolarmente i sindacalisti, però come uscita pubblica nel mondo proprio della cultura e dell'impegno civile, credo che sia una delle sue prime uscite. Siccome io Danilo lo conosco da sempre, e lo conosco da quando era ragazzo come voi, e quindi so
che ha talento anche lui e che sicuramente lascerà il segno nella gestione dell'attività sindacale della CGIL. È presente anche la segretaria uscente Luisa Di Lorenzo, che anche lei ha avuto modo di affermarsi e di dare il meglio di se stessa durante la sua gestione, e quindi diciamo che il mondo sindacale, quello che ha riferimento il 25 aprile, ma non credo che sia solo la CGIL ad avere, è tutto il mondo democratico che ha riferimento il 25 aprile come giornata della rinascita, della nascita della Repubblica, della nascita della Costituzione dopo gli anni oscuri e oscurantisti del fascismo e di tutte quelle brutalità che hanno caratterizzato tutto quel periodo storico, con il nazifascismo, gli eccidi, la guerra, la seconda guerra mondiale, gli stermini, gli olocausti, tutte queste cose che poi alla conclusione tutte queste, diciamo, ideologie antistoriche sono finalmente state sconfitte dagli eserciti alleati, ma anche dal contributo che hanno dato i partigiani in Italia e in tutta Europa con la difesa come azione civile per la restituzione della libertà e della dignità umana, insieme caratterizzandosi anche con la libertà pure sociale, perché se abbiamo la libertà però poi siamo schiavizzati da un mondo del lavoro che non ci premia, come sta purtroppo avvenendo alle nuove generazioni in questa fase, chiaramente la libertà anche individuale viene un po' ridotta. Mi fermo qui, faccio giusto un ultimo ringraziamento alla biblioteca e all'amministrazione comunale di Olbia, appunto, che ci ospitano, la dottoressa Uggias, che è la direttrice della struttura, c'è, ecco, e la ringrazio veramente di essere presente con noi. Un'ultima notazione: c'è stato un malinteso fra me e la dottoressa Uggias, che però mi assumo io la responsabilità dell'errore, perché le altre scuole che generalmente coinvolgiamo e partecipano con grande passione a questi eventi che noi mettiamo in piedi, questa volta non sono state preavvisate per tempo, ecco, mettiamola così, per un malinteso da parte mia di come andava organizzata la giornata, perché alle scuole, io fra l'altro intrattengo ottimi rapporti con tutti i dirigenti scolastici delle scuole superiori, ma anche quelle anche delle medie, e generalmente noi facciamo arrivare un documento dove gli chiediamo la partecipazione, se hanno piacere ovviamente, agli eventi che organizziamo. Questa volta, per mia negligenza, non è stato fatto. Quindi quando ieri sono fatto il giro delle scuole a trovare gli amici dirigenti, mi hanno detto: ma Domenico, non ci hai mandato nulla, non ci siamo preparati per la partecipazione e per l'evento, quindi non possiamo garantire nulla. Giusto l'IPIA, che è presente qui con i ragazzi, ha saputo un po' superare questo ostacolo per le relazioni continue che abbiamo intrattenuto dall'inizio di questa vicenda del 25 aprile con la scuola, e in particolare oltre che con il dirigente Gianluca Corda, anche con il professor Punzo, che è qui con noi, che il professor Punzo ha, con i ragazzi presenti qui, e poi gli chiedo a qualcuno di prendere anche la parola, realizzato il premio che abbiamo dato appunto all'amico, all'artista Paolo Fresu, ma hanno anche allo studio, e l'hanno praticamente completato, la realizzazione di un altro oggetto che esporremo nella piazza lì di Piazza della Resistenza, che ricorda appunto questi eventi. Loro hanno realizzato, ma magari poi il professor Punzo ce lo illustrerà, un papavero di dimensioni all'incirca come questo cavalletto, l'hanno già realizzato con il lavoro e con il contributo dei ragazzi, quelli che sono presenti qui, e lo abbiamo pensato inizialmente di installarlo per il 25 aprile, poi per una ragione tecnica seria che il professore poi ci illustrerà, l'abbiamo
l'abbiamo rinviata al 2 giugno, che è la festa della Repubblica, quindi sempre in tema di libertà civili e grandi conquiste del mondo laico, ecco, se vogliamo. Ecco, io mi fermerei qui dando la parola ad Antonello, che come giornalista, Antonello è stato un valore, adesso è in pensione, però è stato un valente giornalista della Nuova Sardegna. È un valente giornalista del mondo giornalistico, ecco, mettiamola così, perché adesso è in pensione la Nuova Sardegna. Naturalmente con l'autore qui che vi presento, Sandro De Sì. Non è in pensione. Non è in pensione ancora, quindi ha a che fare con ragazzi come voi, e naturalmente il nostro segretario, il nostro grande dirigente della CGIL. Do la parola ad Antonello e grazie a tutti. Ok, va bene. Beh, buongiorno a tutti. Mi consentite una domanda veloce? Vi piacciono i fumetti? Vi piacciono? Bene, allora siete nel posto giusto. Allora, so che Sandro ci tiene a una presentazione particolare, filmata, credo. Sì, no? no, vabbè, ci sono alcuni video, chiedo a Matteo se può far scorrere qualche video. Innanzitutto buonasera a tutti ragazzi e colleghe e colleghi, per me è un piacere stare qui con voi, perché io, come diceva prima Domenico, sono un professore, però con la grande passione per i fumetti da sempre, e purtroppo i fumetti scontano in Italia, soprattutto in Italia, il fatto che storicamente siano stati destinati da subito a un pubblico infantile, quindi si associa il fumetto quasi a uno strumento infantile o da destinare insomma massimo alla scuola primaria. In realtà non è così, perché il fumetto a vasto raggio copre, ecco per esempio ne vediamo alcuni, io vi faccio una breve diciamo panoramica sul fumetto. Ecco per esempio qui siamo sul fumetto giapponese, immagino che voi ragazzi leggiate più manga che fumetto occidentale, giusto? O no? Cosa leggete in genere? Come? Topolino, vabbè, Topolino siamo già nel fumetto occidentale, va bene, Topolino va bene, va benissimo. Vi faccio vedere velocemente, allora, che cos'è innanzitutto il fumetto? Il fumetto è un medium autonomo rispetto al cinema, alla poesia e alla narrativa, cioè non è il fratello povero di nessuno, ha una sua dignità artistica e contenutistica. Ecco, questo per esempio, no, torna indietro Matteo. Questo per esempio vi faccio vedere velocemente, chi l'ha detto che il fumetto ha bisogno del testo? Il fumetto può essere autonomo anche solamente con l'immagine. Questa è una grandissima disegnatrice, Midori Yamane, una mangaka giapponese, mangaka perché non lo sapesse vuol dire disegnatrice di manga. Noi l'abbiamo avuta ospite qui in Sardegna e ci ha fatto vedere alcune immagini. Ecco, questo per esempio è un classico del fumetto, cioè la sequenza narrativa senza e per immagini, però senza testo. O meglio, se notate c'è un piccolo testo, vedete giusto il punto esclamativo, il cuoricino della ragazzina, e poi c'è un solo colore che chiaramente indica un po' il sentimento quasi di vergogna del ragazzo, mentre invece la felicità della ragazzina. Ecco, qui siamo nella metro di Tokyo, quindi diciamo un mezzo usato ogni giorno da milioni di persone, però come potete vedere dietro i ragazzi non c'è nessuno, perché i protagonisti sono loro. Ecco, questo è un modo di procedere del fumetto, utilizzare le immagini, concentrare le immagini, sintesi in poche parole, però molto contenutistica. Naturalmente qual è la difficoltà di questo fumetto? C'è qualcuno di voi che disegna? Dai, un volontario mi serve. Chi è Andrea? Dov'è Andrea? Andrea? Allora, dai, tu disegni. Vabbè, quindi la difficoltà, per esempio Andrea, la difficoltà qual è in questo fumetto? Che i personaggi sono disegnati sempre allo stesso modo, sono riconoscibili, non c'è bisogno del cartello Andrea, giusto? Lo riconoscete, è sempre lui, perché una delle difficoltà per il disegnatore è disegnare il personaggio sempre uguale. Possiamo andare avanti, Matteo? Ecco, per esempio, un altro... Ecco, come si disegna il personaggio sempre uguale? Lo si disegna, ad esempio, con una strategia. Sia nel fumetto manga giapponese, sia in quello occidentale, usiamo le palline, che poi sono degli ovali in realtà. Sono degli ovali. Io mi alzo, scusate, altrimenti ho difficoltà a vedere le immagini. Ecco, vedete l'ovale ci serve per dare la forma e il viso ai ragazzi. Poi come si cresce, vedete, si passa dai primi anni dell'asilo, scuola primaria, scuole medie, poi scendiamo
scendi, ingrandisci, ecco, si passa poi alla vostra età, alle superiori, no? 17-18 anni. E chiaramente non siamo dei geometri, siamo dei fumettisti, però ci serve per disegnare il personaggio sempre uguale, perché il personaggio, proprio per il patto narrativo che si crea tra disegnatore e lettore, deve essere sempre uguale. Soprattutto, immaginate Topolino, lo disegno 200-300 volte, lo devo fare sempre uguale, giusto? Andiamo avanti velocemente. Ecco, qui per esempio abbiamo preso, puoi ingrandire ancora, vai solo sul viso, vai sul viso, ancora, ingrandisci ancora, ecco, fermati così. Allora, questo è un ragazzo o una ragazza? Ragazzo? Ragazzo, giusto? Siete tutti d'accordo? Torna come prima, ragazza. Allora, questo aspetto è tipico del manga, vi crea un po' di confusione voluta però, sono bravissimi, proprio perché vogliono trasmettervi questa ambiguità. In Giappone si gioca molto sull'ambiguità sessuale, infatti il ragazzo, vedete, o meglio la ragazza, si veste da ragazzo, basta che si metta una cravatta, vedete. E poi un'altra caratteristica del manga sono le gambe lunghissime. Scendi un po', Matteo, così vediamo la lunghezza delle gambe, no? Così. Guardate quando ovviamente nessuno ha le gambe così lunghe, è una scelta. Non so se avete visto i disegni degli stilisti, no? Le gambe lunghissime. È un po' questo è lo stile manga. Gambe lunghissime, esageratamente lunghe, ma è proprio lo stile manga. Ok? Andiamo avanti. Ecco, qui naturalmente si possono usare sia le palline sia le linee per delineare i personaggi. Vedete, quando si comincia a crescere, si ha una certa età, poi ci si curva per il peso degli anni. Andiamo avanti. Ecco, naturalmente il personaggio, un po' come fate voi col cellulare quando fate le riprese, no? Dovete sempre variare il punto di vista, mai ripresa sempre frontale, giusto Andrea? Bisogna sempre variare, 3/4 di profilo, dall'alto, dal basso, ok? Proprio per non, come dire, per non annoiare il lettore. Fermiamoci un po' qui. Naturalmente che caratteristiche ha il manga, Andrea? E poi? Che altra particolarità? Gli occhi, esatto, gli occhi, diciamo gli occhi orientali, questo è un fumetto giapponese in realtà. Gli occhi orientali, quindi gli occhi sono esageratamente grandi, ma ti chiedo Andrea, ma come mai i giapponesi disegnano ragazzi e ragazze con sembianze occidentali secondo te? Chi sa rispondere? Come mai i giapponesi disegnano i personaggi che a parte qualche eccezione hanno caratteristiche somatiche occidentali? Secondo voi perché? Certo, può darsi, però è vero in parte perché la maggior parte della produzione giapponese viene poi smerciata in Giappone, quindi quello avviene dopo. Se la serie ha un successo poi viene diffusa. Noi vediamo i fumetti giapponesi anche a distanza di 10 anni dalla prima pubblicazione, no? In realtà il motivo è molto semplice, io ho conosciuto diversi giapponesi, loro sono innamorati dello stile occidentale, della bellezza. Il loro riferimento, per esempio, la Venere del Botticelli, no? Poi il famoso detto volgare, perdonate, l'erba del vicino è sempre più verde, quindi noi siamo innamorati di qualcosa, un po' come succede a noi con la lingua, detto in inglese più chic, ok? Welfare state, stato sociale. Welfare state suona meglio, ma la stessa cosa succede col fumetto. I giapponesi disegnano seguendo un ideale estetico che è quello occidentale. Andiamo avanti. Io sto facendo una sintesi ovviamente molto, molto veloce per presentare un po' il lavoro che stiamo portando avanti. Ecco, andiamo avanti. Ancora, ecco, vedete due caratteristiche, gli occhi e i capelli. Queste sono le caratteristiche tipiche del manga giapponese. Il naso è accennato, ma in certi casi qui è anche visibile, ma spesso e volentieri è solo un puntino. Andiamo avanti. Ancora. Ecco, ingrandisci qui, ancora. Coprimi il rosso, toglimi il rosso. Ok. Guardate questa ragazza, è sempre lei, giusto? La chiameremo Maria. Guardate se cambio solamente un particolare della ragazza. Spostati a destra, Matteo. Così, mettili a confronto, guardate. Stessi capelli, stesso collo, stessa bocca, stesse orecchie, stessi occhi, naso. Basta un particolare, questa è la difficoltà del fumettista, basta un particolare e siamo persi. Scendi sotto, Matteo. Stessa storia con una ragazzina, è sempre lei e ancora lei, non è più lei, il naso, vedete? Il naso è veramente uno degli elementi, ma poteva succedere lo stesso col collo, con i capelli, ok? Quindi chiaramente
ma anche nelle cose più banali, non bisogna mai cambiare i colori, le fattezze, i connotati, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Vediamo qualche altro aspetto molto veloce. Ecco, chiaramente come si costruisce il personaggio. Questo è uno schema che ho fatto velocemente. Vedete, l'ovale, una linea che comprende, diciamo, dalle sopracciglia al naso, dove ci sta l'orecchio, e poi piano piano costruisco il personaggio. In sardo Sacara, in italiano il viso. Andiamo. Ecco, guardate, questo è lo stesso disegno, ragazzi. La colorazione ce lo rende diverso. Quindi nel primo caso faccio magari una storia che parla, che ne so, di ragazzi del nord Europa, di una storia di vichinghi, e ci va il biondo. Scendo giù, ambientate nel Mediterraneo, e uso per esempio delle fattezze più mediterranee, quindi capelli scuri. Quindi il disegno è identico. Andiamo avanti. Ecco, qui per esempio vediamo proprio la caratteristica del disegno manga, cioè gli occhi che dominano. Puoi ingrandire, Matteo, per favore? Andiamo solo su un viso. Guardate il naso della ragazza, è praticamente inesistente, è solo un puntino, ok? Ovviamente è esageratamente allungato il viso, perché contano solamente, come vi dicevo, due particolari, i capelli e gli occhi, ok? Non perché non sappiano disegnare, è proprio la loro scelta stilistica. Scendiamo al secondo disegno, Matteo. Ok, vedete, stesso discorso, però abbiamo in comune col disegno occidentale che facciamo sempre la croce, che ci serve per gli occhi. L'aspetto, ricordatevelo, più importante di un personaggio sono sempre e comunque gli occhi. Ok, andiamo avanti, Matteo. Ecco, questi sono i disegni che ci servono anche per dare, come dire, profondità. Questo è il tre quarti, è molto utilizzato perché mi permette, a differenza del disegno frontale, di creare un po' di ombra, quindi di dare profondità. Perché poi voi al disegno ci dovete credere. Se capite subito che, come dire, è molto artefatto, che non è credibile, finisce la magia. Andiamo avanti. Ecco, qui per esempio, chi l'ha detto che il manga è sempre uguale? Esistono tanti tipi di manga. Esiste il manga con gli occhi grandi, oppure esiste il manga con gli occhi più piccoli. Diciamo che tendenzialmente col passare degli anni gli occhi diventano sempre più piccoli. Vedete, nell'ultimo caso col global manga andiamo agli occhi che sono quasi quelli occidentali. Con la differenza che però, vedete, il mento è molto allungato. Noi occidentali disegniamo in modo diverso. Quando parlo di noi occidentali intendo il fumetto belga, italiano, spagnolo, americano, ok? Mentre ci sono nazioni come per esempio l'Inghilterra che non ha una grande tradizione nel fumetto, o i paesi scandinavi, va bene? Il fumetto principalmente in Europa è il fumetto franco-belga e il fumetto italiano. Quindi per capirci, ad esempio, non so se magari voi non siete così esperti, ma che so, Tex Willer, l'avete mai letto? Dylan Dog, ok? Sono dei fumetti che sono conosciuti e venduti un po' in tutto il mondo. Andiamo avanti. Ecco, naturalmente per disegnare posso usare anche dei manichini, vedete? Se voi chi andrà per esempio all'accademia, qualcuno di voi magari potrebbe avere queste idee o vuole imparare a disegnare, una delle strategie più importanti è usare dei manichini, che ci permettono soprattutto di lavorare con le articolazioni, cioè quello che posso fare non posso fare con i movimenti, ok? Andiamo avanti. Ecco, naturalmente poi la difficoltà di disegno varia a seconda di ciò che voglio riprendere. Questo è il disegno più semplice, quello frontale. Poi come scendiamo, vedete, c'è una piccola differenza tra uomini e donne. Normalmente, diciamo, in genere gli uomini sono un po' più alti delle donne, e quindi uso quel manichino. Oppure, vedete, il disegno in basso è quello più difficile, la visione dall'alto. Perché vedendo dall'alto voi seduti, io vedrei la vostra testa e la punta del naso al massimo. Non vedrei la vostra bocca, giusto? Andiamo avanti. Questo è il disegno di prima, andiamo avanti. Ecco, no, fermati qui. Ecco, qui ci sono per esempio dei particolari in cui, ad esempio, il disegnatore si diverte a mettere in evidenza, in questo caso, l'impermeabile, no? Quindi ci sono dei particolari che possono essere, qui sono studiati in maniera quasi anatomica, in maniera molto precisa. Dai, andiamo avanti. No, passiamo all'altro, quello sui fumetti, quello che ho segnato. Bidanoa, eccetera. Naturalmente tutti i fumetti non necessariamente vanno colorati. I fumetti che voi vedete normalmente non sono colorati come Tex di Landog per un motivo molto semplice, perché il fumetto colorato costa, quindi anziché pagarlo 4 euro lo paghereste 7 euro. Quindi questo è un motivo. Infatti ogni 100 numeri le grandi serie come Tex, Nathan Never, Dylan Dog, Dampir fanno un numero a colori. Ecco, questo per esempio è un lavoro che ho fatto io a colori su commissione. Questo è il costume di Villanova. Naturalmente questo è un costume che
se tu lo fai lo devi fare a colori perché ti pagano per farlo a colori, quindi è obbligatorio colorarlo. Andiamo avanti all'altro. Ecco, questo naturalmente io posso lasciarlo così se è un fumetto, ma se devo fare un lavoro su commissione ovviamente va colorato. Questo per dirvi che cosa, ragazzi, che prima di disegnare bisogna studiare, bisogna conoscere. Vero Andrea, tu disegni, lo sai, non puoi fare un fumetto che so sugli antichi nuragici se poi non te li studi. Io da poco ho fatto un corso a Milano, è venuto un ragazzo bravissimo della vostra età che mi ha fatto Augusto a cavallo però con la staffa. I romani non conoscevano la staffa. C'è qualcuno che va a cavallo? Sapete che la staffa i romani non la conoscevano, ce l'hanno portata i barbari, quindi bisogna stare attenti, conoscerle queste cose. Oppure la spada romana, il gladio, non era uno spadone, era una spada corta, perché i romani tendevano a colpire nello scontro diretto gli organi vitali. Ok? Tutte queste cose ci permettono. Ecco, per esempio, qui anche questa è una sfilata di moda sempre a Milano, vedete, un lavoro sui modelli ci permette di concentrarci su quelli che vediamo essere, per esempio, che ne so, la giacca, la camicia, che poi voi non dovete dimenticare che quando fate un disegno, il foglio, che poi andate a scansionare, è grigio, Lo vedete quel foglio? È un po' grigio, la camicia è bianca perché con Photoshop magari l'abbiamo resa noi bianca, ok? Quindi c'è quel passaggio in più. Naturalmente si può evitare tutto ciò utilizzando la tavoletta grafica. Qualcuno di voi sa usare la tavoletta grafica? Nessuno. La tavoletta grafica ci evita di temperare la matita, di sporcarci le mani. Andiamo direttamente a creare questi effetti. Naturalmente bisogna saperli fare, bisogna disegnare. È un ausilio, ma non sostituisce il lavoro umano. Qui vedete, questo personaggio, tornando al discorso dei manichini, fa un solo movimento. Qual è il movimento che fa? Esatto, il ginocchio, sta muovendo solamente il ginocchio, vedete? Perché il ginocchio destro è un po' più avanti rispetto a quello sinistro. Questo vi dà anche la postura del personaggio. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Ecco, adesso vi faccio vedere un classico caso in cui posso cambiare. Allora, questo è un lavoro sugli antichi nuragici, c'è un errore, mi sono reso conto che l'arco andava, come dire, teso un po' di più. 30 anni fa avrei dovuto rifare il disegno, oppure cancellandolo avrei fatto un sacco di pasticci. Va bene? Vedete? Questa è proprio la brutta. Andiamo all'altra immagine, Matteo. E questa è l'immagine corretta. Cioè, ho cancellato il vecchio arco e ho lasciato questo. Quindi alla fine ne andiamo a fare questo disegno. Questo è un disegno naturalmente molto, molto impegnativo, ci ho messo giorni a farlo, quindi non posso rischiare di buttarlo via. Quindi basta una piccola correzione e siamo qui. Ok? Quindi questo è un po' il discorso. Mi sa che abbiamo finito, Matteo, ce ne sono altre. Ah, ecco, una delle ultime cose, poi ho finito. Il fumetto deve creare atmosfera. Naturalmente si crea atmosfera con i colori che abbiamo, principalmente se lavoriamo sul chiaroscuro, il bianco, il nero e le varie ombre. Qui siamo per esempio in un luogo misterioso, ignoto, e naturalmente lo devo rendere con un luogo ombroso, dove io non riesco a capire dove mi trovo e chi posso incontrare nella via. Andiamo avanti. Ecco, naturalmente il disegno che vi dicevo prima, qui siamo sempre in un luogo un po' misterioso, però la visione è difficile perché è un disegno dal basso. Quindi il punto di vista è molto scorciato, infatti domina, vedete, la testa del cavallo, mentre i personaggi in alto, si vedono appena, vedete, sono piccoli. Questo è proprio per il discorso di prima della finzione. Naturalmente questo è un livello che si raggiunge dopo aver completato le basi. Questo invece è il contrario, vedete, questo è un disegno invece al contrario, non più dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Vedete, passiamo dal disegno frontale dei due personaggi, scendi un po' Matteo, vedete, al disegno complicato. Ve ne accorgete perché vedete il calcio del fucile, voi non lo vedete l'ombra del calcio del fucile ed è un disegno molto, molto scorciato. Ovviamente è molto, molto complicato, ovviamente, molto complicato. Ecco, questo non può essere un disegno manga, perché? Gli occhi e poi il naso, i capelli, ma soprattutto il naso è improponibile, perché anche se voi, questo è esattamente il ritratto del figlio di un mio collega, io ho fatto il ritratto di questo ragazzo, aveva un bel naso evidente, però in Giappone non esiste disegnare il naso così grande, ok? Oppure gli occhi così piccoli, un po' più grandi, perché sono gli occhi di un adolescente, un ragazzino di 13 anni, quindi gli occhi devono essere un po' più grandi, va bene? Quindi poi le difficoltà, ecco, questa è la bozza di un disegno, vedete, questo è un piccolo schema, questo è un lavoro per il mercato francese, dove praticamente poi ci andranno i testi. Ricordatevi che i disegnatori che fanno un fumetto normalmente lavorano in team, c'è qualcuno che scrive il soggetto, la sceneggiatura, lo storyboard, i disegni, e poi c'è qualcuno che colora o mette le chine.
ok? Naturalmente ci sono disegni più semplici e disegni più complessi. Qui sono tutti punti di vista diversi. Fermiamoci qui, abbiamo un'amica di Nuoro, Elisa, dove ci troviamo? Grazie Adelaide. Grazie Adelaide, ovviamente nel suo contesto, quindi il suo contesto è appunto, certo se la faccio vedere a Milano magari non la riconoscono questa chiesa, ma questa a Nuoro la riconoscono tutti, perché è la chiesa dove è sepolta Grazia, ok? Quindi ricordatevi, un personaggio non bisogna solo disegnarlo così com'è, ma inserirlo in un contesto, va bene? Ecco, vedete, stessa storia dello zoom, vedete, da lontanissimo, poi, come fate voi che siete più bravi di me, mi avvicino sempre di più e poi vi devo dare l'illusione. Andrea, come te la do l'illusione qui di questo disegno, che è vero? Col colore oppure? Guarda bene. Due aspetti. Le ombre e poi? Le impronte e l'ombra. Perché il personaggio sembra veramente lì dentro, e questa è l'illusione. Deve sembrare credibile, deve sembrare lì dentro. Se io a questo personaggio tolgo l'ombra e tolgo le impronte, non rende, ok? Voi non ci credete, ok? Ecco, qui invece posso scegliere di mischiare le due cose. Un personaggio in primo piano senza colore, il contesto sullo sfondo colorato. Questo è un disegno molto semplice, vedete, uso pochi colori, questi sono dei piccoli pastelli dove i ragazzi si sono divertiti, un po' li ho aiutati anch'io naturalmente a fare questo lavoro. Va bene. Ecco, questi a volte abbiamo fatto un lavoro su un personaggio, il bianco e il rosso. Questo è Emilio Lusso. Secondo voi perché il bianco e il rosso? E poi sono bravo, e poi sono i colori di che cosa? Della Brigata Sassari. Brigata Sassari, Ruio e Sugoru. Vedete? Il rosso che poi ci ricorda il sangue, la guerra, e poi il bianco, no? E questo è un lavoro preparatorio ancora allo stato di bozza da completare di Lusso. Ok? Ecco, qui invece abbiamo un disegno, un semplice disegno. Guardate cosa succede adesso. Chi l'ha detto che lo devo colorare tutto? Vai Matteo. Ecco, qui coloro solo una parte, ok? Qui scelgo di colorare, questo è un lavoro su Joyce Lussu, ho scelto di colorare solamente il cortile di casa Lussu. Perché? Perché questa strategia, Andrea, secondo te? Perché ho scelto di colorare solo una parte? Per far capire che vi voglio portare lì dentro, all'interno di quella porta, di quel cortile, di quella famiglia, ok? Sono tutte strategie che i disegnatori portano avanti, insomma. Ecco, questo è il personaggio, quindi i passaggi, sono 4 passaggi che vanno in successione. Naturalmente i disegnatori, fermati qui Matteo, i disegnatori vanno direttamente a questi due, i primi due li saltano, vanno direttamente a questi. Matita, veloce, schizzo e poi disegno definitivo. Naturalmente questo è un disegno che poi va ripulito. Vedete quel bianco lì, quella è una prova di pulizia del disegno. Ancora andiamo avanti. Ecco, fermati qui. Ecco, questo per esempio è sempre quel disegno per il mercato francese. Qui ci va il nero, no, scendi un po'. Qui ci va il nero e il rosso. Il rosso è l'abito della ragazza, il nero il pianoforte. E qui c'è la ragazza, no, scendi. Ecco, questo è un disegno molto complicato. Perché è complicato, Andrea, secondo te? Perché è complicato, secondo te? L'altro disegnatore? Questa è una torsione, vedete, una torsione del collo. Vedete, molto difficile. Non è proprio di profilo, esatto, è proprio una torsione, perché la ragazza sta cantando, poi qui ci andrà il testo in francese, e qui è tutto, chiaramente questo è ancora abbozzato a livello di matita. Quindi vedete diverse difficoltà, proprio per variare. Ok? Ecco, questa per esempio abbiamo Joyce, un suo ritratto, io gli ho fatto un ritratto poco prima che morisse, questo è fatto a maggio 98, lei poi è morta a novembre del 98, e qui proprio per mettere in evidenza il suo viso, i suoi capelli bianchi, cosa ho fatto? Ho messo un po' di nero sullo sfondo, così il bianco risalta se c'è il nero che fa da contrasto. E questa è sempre lei giovane, guardate la differenza. Torna un po' indietro Matteo. Ecco, vedete le rughe, i capelli bianchi, mentre dall'altra parte la freschezza di 20 anni. Ok? Ancora, ecco, andiamo un po' avanti. No, ingrandisci un po', ingrandisci ancora. No, scendi un po', scendi. Fermo così. Allora, domanda e ho finito. Allora, domanda. Chiedo a Luisa, dai, cambiamo. Perché le hai dato uno schiaffo, secondo te? Non c'è testo, Dovete essere voi a dirmi. Questo è un fumetto senza... No, non ingrandire, se no ti do la risposta.
Un ragazzo e una ragazza che si incontrano, si guardano e la ragazza rifila uno sganassone terrificante. Domanda? Le avrà mancato di rispetto. Perché? Guardate un po' in alto, sali un po' Matteo, sta fischiettando, potrebbe essere il classico buzzurro che magari fischietta le ragazze. Potrebbe essere. Oppure, ascoltate, sentiamo un ragazzo, perché si è preso lo schiaffone, Andrea? Ha detto qualcosa. Oppure, una cosa che mi dicono sempre, ritardo, cosa fa? Professoressa, cosa... Sentiamo una... È un po' violenta. Magari stava aspettando un'ora. Mi dicono sempre, era in ritardo. Potrebbe essere un ragazzo che va all'appuntamento con la ragazza, si guardano, vedete, non c'è testo, dobbiamo inventarlo noi, eh? In Giappone, come? La insulta in ritardo. In realtà, ragazzi e colleghi, no, niente di tutto ciò. Guardate il motivo dello schiaffo. Ingrandisci un po', Matteo. Aveva una grossissima zanzarona. Vedete, quindi si è beccato lo schiaffo a questo poveraccio e lei si diverte, se la ride, perché aveva una zanzarona che noi però non abbiamo visto, vedete? In Giappone sono molto diffuse queste. Avete libri di 100 pagine con 100 storie come queste, senza testo, e sono bellissime. È credibile perché i personaggi sono disegnati molto bene. Vedete com'è sbalordito il ragazzo? E però se noi non disegniamo quella zanzarona, la storia non ha alcun senso. Ok? Dimmi che ore sono, Dilino, che devo andare a sistemare questa cosa. Questo è una breve panoramica sul fumetto. Io vi chiedo scusa perché ho il parcheggio che è in scadenza, quindi metto un'altra ora e poi torno. Intanto do la parola ai colleghi e amici e intanto presentate, intanto io torno subito. Beh, io dovevo chiederti com'è che non... Lo so, allora preparati a questa domanda e così ci penso. Cioè, scusate ragazzi, cioè, com'è che anziché disegnare manga, Topolino, Nathan Never eccetera ti sei messo a disegnare Gramsci, Lussu questo faccio in tempo a dire. Allora, mi è successo tanti anni fa, quando ero un po' più giovane, di trovarmi al Dettori di... Sì, il microfono. Mi è successo al Dettori di Cagliari, che è la scuola più importante, il liceo classico, dove ho studiato tra l'altro anche Antonio Gramsci, anche se allora era un'altra scuola, è un ragazzo molto impegnato, un po' più grande di voi all'ultimo anno, che mi diceva, ma sì, Emilio Lussu, quello che ha scritto Padre e Padrone. Io sono rimasto fulminato perché Padre e Padrone non l'ha scritto Emilio Lussu. Allora mi sono chiesto, ma cosa possiamo fare per far conoscere ai nostri ragazzi, a voi, questi personaggi straordinari? E io ho detto, usiamo il fumetto, perché il fumetto, badate bene, permette non solo di questi personaggi straordinari, che questo signore qui, Antonio Gramsci, è l'uomo al mondo più studiato del Novecento, non solo in Italia, al mondo. Ci sono oltre 35.000 volumi su quest'uomo, io ne ho fatto 4 e quindi piano piano qualcosina l'ho fatta anch'io. Però è un personaggio straordinario, ma non lo dovete conoscere solamente per ciò che ha scritto, per la coerenza della sua vita, ma è bello conoscerlo proprio per il tipo di studi che ha fatto, la famiglia di cui veniva, la mamma di Antonio Gramsci, fondamentale. Non si può capire Antonio Gramsci se non sapete chi era Peppina Marciaso, se non sapete chi era Lucia Mereu, la madre di Emilio Lussu. Così come è importante conoscere Grazia Deledda e conoscere il Nuoro, cos'era il Nuoro negli anni 70 dell'Ottocento, negli anni 80, era completamente diversa dalla Nuoro attuale. Quindi il discorso di prima, far conoscere questi personaggi, ma non solo il luogo in cui hanno vissuto, ma soprattutto il tipo di messaggio che poi ci hanno lasciato. Io mi prendo una piccola parentesi, 5 minuti, vado e torno, ok? Intanto vi lascio la parola. Vabbè, chissà se sarò altrettanto bravo a tenere alta l'attenzione dei ragazzi, insomma. Lasciamo... Sì, esco. Sì. Ma visto che siamo qua, questa iniziativa è stata organizzata per i fumetti certamente, ma anche perché proprio questi personaggi ci legano alla data del 25 aprile, che è quella di... Non mi sentite? Ah, scusate, io ho la voce bassa. Dicevo che al di là dei fumetti, che sono straordinari, eccetera, questa presentazione è stata organizzata, oltre che per i libri, anche perché domani è il 25 aprile,
che immagino sappiate che cosa è, ma chiedo a Danilo di spiegare che cosa è il 25 aprile e che cosa significa. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui insieme a voi alla vigilia del 25 aprile, che è appunto l'anniversario della liberazione dall'oppressione nazifascista. Quest'anno, tra le altre cose, ricade il 71esimo anniversario. Credo che iniziative come queste servano per ripercorrere e tenere vive le radici della democrazia, le radici della Repubblica, radici che trovano il loro fondamento appunto nella Resistenza. Oggi parleremo, tra le altre cose, oltre che dell'ultimo libro scritto da Sandro Dessì su Partigiano, probabilmente anche di altri testi che lui ha scritto precedentemente, come per esempio la storia di Emilio Lussu, la storia di Antonio Gramsci, personaggi che hanno contribuito alla resistenza e alla possibilità di avere oggi una democrazia, una repubblica. Credo che, ripeto, iniziative come queste servano per cercare di far conoscere ai giovani, agli studenti, anche con i fumetti, quella che è la storia dell'Italia, quello che abbiamo dovuto vivere prima che ci fosse la resistenza e quindi l'oppressione nazifascista, e il fatto che oggi viviamo in una democrazia e possiamo liberamente esprimerci senza che ci siano problemi o limiti da parte di qualcuno che magari vorrebbe cercare di avere un regime totalitaristico. Poi avrei anche delle domande da fare naturalmente a Sandro, in particolare che cosa l'ha portato eventualmente a decidere di intraprendere l'attività di fumettista, quali sono stati i personaggi che l'hanno portato a scrivere questi testi, e quali sono anche le cose che lo hanno stuzzicato, conoscendo determinati personaggi come Antonio Gramsci, Emilio Lussu, ma anche Joyce Lussu, che è stata una figura importante accanto a Emilio Lussu. E poi magari contestualizzare anche il discorso di Emilio Lussu ai giorni d'oggi, alla politica dei giorni d'oggi, visto e considerato che Emilio Lussu è il fondatore del Partito Sardo d'Azione. Faccio una domanda ai ragazzi, non di fumetti, ma voi lo conoscete il 25 aprile? Sapete che cosa significa? Vi interessa? C'è qualcuno che mi vuol dare una risposta? Non lo sapete? La liberazione. Sì, esatto. Ok. La liberazione da che cosa? Dal fascismo, dal nazifascismo, eccetera. Per voi ha un significato questa data? No. Ok. Posso darvi un piccolo consiglio? Se vi procurate Repubblica di oggi, il giornale La Repubblica di oggi, c'è un breve testo scritto da una scrittrice giovane che si chiama Viola Ardone. Leggetelo, che forse vi parla meglio di come sappiamo farlo noi Matusa, insomma. Detto questo, riprenderei e magari riesci tu a spiegarlo, visto che hai scelto questo linguaggio, perché ritorno al significato di questi personaggi, cioè perché Gramsci, perché Lussu, perché anche la Deledda, perché su Partigiano e la Costituzione.
Allora, grazie della domanda. Io ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di aver conosciuto Joyce Lussu, una donna straordinaria, moglie e compagna di Emilio, e quindi ho avuto la fortuna, frequentandola, di avere di prima mano tante informazioni che magari sui libri neppure si trovano. E quindi ho voluto trasmettere l'impegno che questa generazione, il sangue, il dolore, la sofferenza ci hanno trasmesso per vivere meglio, perché dico sempre questo, ragazzi: non ci hanno regalato niente, non vi hanno regalato niente, mi ci metto anch'io, non ci hanno regalato niente, perché tutto quello che abbiamo ce lo siamo conquistati a caro prezzo. Quindi c'è una frase molto bella, posso avere il libro bianco? C'è una frase molto bella di Calamandrei che vi voglio leggere per farvi capire cos'è la nostra Costituzione, perché voi pensate, la Costituzione è un insieme di articoli, certo, però Calamandrei, uno dei padri costituenti, usò questa espressione molto bella. Pensateci a queste parole: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. E questo me lo ripeteva anche Joyce. Mi raccontava tutto quanto, anche la fame. Mi diceva, per esempio, quando noi siamo andati in Portogallo, siamo scappati con Emilio, siamo andati a Lisbona. Allora il Portogallo non era in guerra, e solamente vedere le vetrine con la roba esposta da mangiare ci provocava una felicità indicibile, perché eravamo talmente abituati a non mangiare, a vivere nel digiuno più totale, che veramente anche un particolare come questo mi ha molto colpito, questo aspetto. Oppure, per esempio, immaginate una donna col pancione, quindi alla quale manca pochissimo a partorire, che va a portare i bigliettini ai partigiani. Cioè, io dicevo, ma non ha avuto paura? Certo che ha avuto paura, però bisognava farlo. Ecco, mi ricordo sempre questa espressione: bisognava farlo, andava fatto. Ecco, quindi questo è molto importante. E poi usava sempre un'espressione molto importante che io condivido, e cioè questa: la democrazia è come una partita, ragazzi. Voi giocate a calcio, immagino, soprattutto i maschi. Voi giocate a calcio e sapete che una partita si può giocare senza l'arbitro? Ovviamente no. Ma l'arbitro non deve essere uno qualsiasi, non può essere il mio vicino di casa o mio padre o mio zio. L'arbitro deve essere terzo. Ecco, nella nostra Costituzione l'arbitro sono le leggi. Noi viviamo in una società dove ci sono leggi, e questo Gramsci lo ribadiva molto bene. Diceva infatti, durante il periodo della dittatura in Italia, ma anche prima, quando si andava verso la dittatura, che era come giocare una partita senza arbitro, dove praticamente non ci sono leggi, si può fare quello che si vuole, e paragonava la dittatura a una partita di scopone scientifico, dove si gioca al buio, non all'aperto come nel calcio, e si gioca con carte truccate, si imbroglia, ci si fa del male, si può finire addirittura ammazzati per una partita. Ecco, questo è tutto quanto non deve accadere, perché la democrazia, ragazzi, ha bisogno di leggi, e le leggi sono dentro la Costituzione. Infatti noi, quando abbiamo fatto questo lavoro per l'ANPI, la Costituzione illustrata ai giovani, abbiamo cercato, usando un linguaggio molto semplice, di fare questo. Quindi il messaggio che vi voglio lasciare per raccogliere la domanda di Antonello è questa: cioè, non dimenticatevi che quello che abbiamo, la democrazia, la libertà, il fatto di poter andare sotto il palazzo del potente di turno e manifestare liberamente nel rispetto delle leggi, è qualcosa che da altre parti non c'è. Non si può fare in Russia, non si può fare in Cina, per esempio, senza andare tanto lontano. Ma allo stesso tempo non si poteva fare neanche qui in Italia. Qui in Italia è finita in prigione della gente innocente. Immaginate Antonio Gramsci, non aveva mai rubato niente a nessuno, semplicemente perché aveva delle idee contrarie a quelle del regime. E quando lo mettono in prigione, nel processo cosa dice il giudice? Bisogna impedire per 20 anni a questo cervello di pensare, perché capivano che avevano di fronte un gigante, nonostante poi Gramsci fosse piccoletto, era alto in realtà 1,42 m, ma la paura delle idee. Ecco, questo è molto importante secondo me. Grazie. Ripartiamo da Gramsci. Voi lo sapete, ragazzi, chi era Gramsci? No. Allora, lo puoi raccontare e dirci come lo hai rappresentato nei fumetti? Certo. Che ovviamente non lo metti a fare i grandi discorsi, certo, che fa certo. Come lo racconti Gramsci? Allora, intanto chi era? Allora, Gramsci lo racconto sempre partendo da un disegno, questo. Gramsci era alto 1,42 m, ma aveva due occhi celesti bellissimi. Tutti si ricordano gli occhi celesti di Gramsci, questa grande testona, questa bella chioma, ma soprattutto il cervello, la grande capacità. Pensate che Sandro Pertini,
il nostro grande Presidente della Repubblica, forse il Presidente più amato della Repubblica, ebbe a dire: in tutta la mia vita, e ha avuto una vita lunga, Sandro Pertini, non ho mai conosciuto un uomo intelligente come Antonio Gramsci. Sapete quanti erano in classe con Antonio? Sapete? Lui e altri 39, c'erano 40 alunni in quella classe. Indovinate chi era il più bravo? Lui. Ma non veniva da una famiglia ricca. Pensate che il padre era in prigione, era stato imprigionato, erano 7 fratelli, quindi una famiglia molto povera. La mamma lo manda con 1000 sacrifici a scuola. La mamma, ricordatevelo questo nome, Peppina Marcias. Senza Peppina Marcias, senza il suo genio, la sua grande determinazione, quella che Gramsci chiamerà la pertinaccia. Oggi è una parola che non usiamo più, pertinaccia, vuol dire grinta, determinazione. Trasmette al figlio povero, dice: mettiti a studiare, Nino, si chiamava così, non Antonio, lo chiamavano tutti Nino, mettiti a studiare Nino, vedrai che ce la fai. Ma Nino non era un bambino come gli altri, non solo era intelligentissimo, ma aveva un grande deficit di salute, aveva il cosiddetto morbo di Potto, una tubercolosi ossea, per cui appunto non era cresciuto come gli altri fratelli, ma aveva una grandissima determinazione. Pensate che a questo bambino, quando è ancora piccolo, il dottore dice una frase terribile che nessuna mamma vorrebbe sentire. Dirà: signora Gramsci, si mette l'anima in pace, Nino non arriverà alla maggiore età, morirà prima. E questa donna, pensate, comprò una cassa da morto e dice a Gramsci: fino a 14 anni io dormivo con la cassa da morto sotto il letto. Io ho voluto pensare però nei miei fumetti che poi quella cassa da morto la riempisse di tanti libri, perché un bambino così sfortunato, così povero, ha avuto una grandissima fortuna a Ghilarza, dove ha vissuto. Lui in realtà era nato ad Ales, non ve l'ho detto, Ales 1891 e muore a Roma nel 1937. Questo bambino, pensate, così povero, riceve in dono dalla famiglia più ricca di Ghilarza e Mazzacurati. Alla morte di uno di questi bambini riceve in dono i suoi libri, la letteratura per ragazzi, quindi Zanna Bianca, L'Isola del Tesoro, Robinson Crusoe, Salgari, eccetera, eccetera. Quindi dall'oggi al domani questo bambino si tuffa in questi libri e lo accompagneranno per sempre, perché è una cosa che vi invito sempre a fare, ragazzi. Io ho 2 figlie, quindi conosco benissimo la situazione. Mettetelo da parte ogni tanto il cellulare, leggete, perché veramente leggere vi apre un altro mondo. Leggere vi porta in una spiaggia tropicale, vi porta al Polo Nord, vi porta in qualsiasi angolo del mondo e poi vi apre la mente. Gramsci senza i libri sarebbe rimasto un piccolo ragazzino di Ghilarza. Con i libri, con la lettura, con l'apertura mentale che ha avuto, è diventato, come vi dicevo prima, l'intellettuale al mondo più studiato del Novecento. Ci sono nel mondo cattedre universitarie di studi gramsciani. La Gramsci Society ha sede a New York ed è un'associazione, è un'organizzazione internazionale che abbraccia tutto il mondo. Questo per dirvi l'importanza dei libri, ma anche libri d'avventura. Leggete per esempio L'Isola del Tesoro di Stevenson, che è un libro stupendo, bellissimo. Io ho avuto la fortuna con i miei alunni di aver fatto leggere prima il fumetto e poi il libro, e ai ragazzi è piaciuto tanto. È importante l'ascolto, il sentire quelle parole. Vi accorgerete che il protagonista, Jim Hawkins, potrebbe essere uno di voi. Addirittura anche le ragazzine si identificavano nel personaggio, talmente avvincente. E poi racconto sempre come Stevenson ha scritto questo libro bellissimo. L'ha scritto quasi per tenere compagnia a questo bambino, puntata dopo puntata, e poi voleva anche distruggerlo il libro. E meno male che non l'ha fatto. Così come Collodi voleva distruggere Pinocchio, e meno male che non l'ha fatto. 2 grandi capolavori dell'umanità. Quindi, per chiudere, chi era Antonio Gramsci? Vi dicevo, nato ad Ales nel 1891, ha studiato come le difficoltà a Torino con una borsa di studio e poi è tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia e soprattutto un intellettuale perseguitato dal fascismo. Badate bene, tutti questi grandi antifascisti che poi hanno scritto la Costituzione, Gramsci non l'ha potuta scrivere perché purtroppo è morto, ma i sopravvissuti l'hanno scritta e tutti i sopravvissuti erano stati o in prigione o torturati o in esilio o comunque perseguitati dal fascismo. Quindi la Costituzione è ricca di garanzie. Prima di essere messi in prigione si ha diritto al giusto processo, perché il fascismo metteva in prigione senza processo o con processi farsa. Quindi non dimenticate mai le parole di Calamandrei sui partigiani, che sono molto importanti, perché poi Gramsci ripeteva sempre questa espressione famosissima, forse la più famosa: odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti perché gli indifferenti se la cavano, l'avete fatto anche a scuola con Dante, se la cavano dicendo: ma sì, tanto ci pensano gli altri, ma io non posso fare niente, lo faranno gli altri. Tu che indifferente, che non stai agendo, in realtà sei complice di quelli che stanno dominando. Se tu non intervieni è anche colpa tua. Quindi Gramsci invita tutti a impegnarsi, a lavorare.
Grazie. No, Spero di no, aver che risposto. sì. Ecco, c'era la seconda parte della domanda. Come lo rappresenti lui? Cioè, quali parti della sua vita rappresenti nei quattro libri Sì. del... Beh, innanzitutto rappresento ovviamente il Gramsci politico che tutti conosciamo, quindi Odio gli indifferenti ad esempio, però mi piace molto per esempio anche il Gramsci. Io da padre mi riconosco molto nell'affetto che lui ha per i suoi 2 figli. Pensate che avrà 2 figli Antonio Gramsci, Delio il più grande che conoscerà, il secondo non lo conoscerà mai perché verrà imprigionato e quindi non lo vedrà mai, Giuliano. E quindi anche questo aspetto molto importante. Il Gramsci chiamava a raccontare le storielle al figlio, il Gramsci chiamava andare in campagna a raccogliere i funghi col figlio. Mi piace il Gramsci che si costruiva per esempio per fare colpo sulla moglie, questo è un aspetto molto divertente, per fare il colpo sulla moglie russa, la moglie si chiamava Giulia, Julka in russo. Per far colpo sulla moglie cosa fa a Mosca? Costruisce un piccolo carrettino sardo con Saleppa, allora si poteva girare con Saleppa. Con Saleppa col coltello realizza un piccolo carrettino per fare colpo sulla futura moglie, su Julka. E quindi era un Gramsci che amava per esempio suonare. Per esempio pochi sanno che Gramsci suonava l'organetto. Gramsci alle feste si appassionava alle gare dei poeti in sardo e quindi amava molto la lingua sarda e di conseguenza è un personaggio talmente ricco, diciamo che l'ho studiato a 360 gradi e soprattutto un aspetto che mi ha colpito molto, se devo rispondere in maniera più precisa, l'aspetto più intimo di Gramsci, quello familiare, quotidiano che mi interessa di più, anche perché l'altro è strastudiato, straconosciuto. Invece, come vi dicevo, sapere chi era la madre di Gramsci, sapere chi erano i suoi compagni di cella, sapere chi era la compagna di Antonio è molto importante per conoscere e farsi un'idea del personaggio, sicuramente. L'altro personaggio a cui dedichi molto spazio è Emilio Lussu, completamente diverso, Esatto. un altro sardo Esatto. come dire, che Certo. ha avuto un grande ruolo nella storia Sì, della resistenza e anche del sardismo, della politica regionale. Perché lui, oltre che per il fatto che è il tuo paesano? Esatto. Diciamo che Emilio Lussu non è solo il mio paesano, che questo signore qui. Emilio Lussu è non solo il mio paesano, ma anche vicino di casa e poi amico di famiglia, perché mio nonno era molto amico di Emilio, avevano solo 2 anni di differenza. Ma soprattutto è un personaggio affascinante, ma diciamo che 2 personaggi più diversi, a parte la fede democratica, non si potevano incontrare. Uno un uomo piccoletto, vi dicevo, alto 1,42 m, l'altro un pezzo d'uomo alto, possente, con un vocione, e soprattutto Emilio Lussu che veniva da una famiglia ricca, la più ricca di Armungia, che gli poteva permettere di studiare, di spostarsi prima a Lanusei, poi a Cagliari, poi a Roma, mentre invece Antonio ha potuto studiare solo grazie alla borsa di studio. Però vi voglio raccontare un particolare per farvi capire la grandezza del personaggio, perché mi piace così tanto Emilio Lussu, a parte il fatto che ho conosciuto la moglie che mi ha raccontato un sacco di aneddoti. Con la moglie una cosa interessante è questa: avevano, pensate, 22 anni di differenza. Lui era del 1890, lei del 1912. È una cosa stranissima per i tempi, è lei che corteggia a lui, una cosa che normalmente siamo abituati a pensare gli uomini, soprattutto 100 anni fa, che corteggiavano le donne. Invece questa donna prende l'iniziativa, innamorata di questo eroe, perché allora Lussu aveva fatto la guerra, era considerato un eroe, insomma si innamora di questo personaggio al quale deve consegnare dei messaggi segreti. Lussu si faceva chiamare Mr. Mill per non farsi riconoscere, era ricercato dal fascismo. E cosa succede? Questa donna si innamora di Lussu e Lussu dice: guarda, io non ti posso dar nulla, io sono ricercato dal fascismo. Il fascismo colpiva, attenzione, non solo in Italia ma anche fuori. Gli amici di Lussu, i fratelli Rosselli, vengono assassinati in Francia. E però questa donna è talmente testata, dice: io ero talmente innamorata di Emilio che me lo son preso, diceva Giusti. Quindi si sono messi insieme, hanno avuto una bellissima storia d'amore e anche un figlio, Giovanni. Ecco, la domanda che mi facevi prima sul... Sì, Nico, chi era Emilio Lussu? Emilio Lussu, vi dicevo questo, chi era Emilio Lussu? Era un personaggio, a differenza di Gramsci, ricco, benestante, che però aveva dei tratti fortemente democratici e ce li racconta lui senza vergogna. Adesso vi racconterò un episodio che nessun politico al mondo racconterebbe, ma neanche sotto tortura, in cui fa una brutta figura, bruttissima, quella che in italiano si chiama una figura barbina. Pensate, aveva 10 anni, racconta Lussu, ce lo racconta senza vergogna. Io l'ho disegnata la storia uguale, non ho cambiato una virgola. Lui dice: era un pomeriggio d'estate e il nostro servo su Seracu, che si chiamava Antonio, stava tornato
stava tornando, anche Olbia lo dice su Zeracco, no? Però il servo, attenzione, non è uno schiavo, il servo era un servo, però era trattato come uno di famiglia, alla fine spesso e volentieri era tale quale quasi ai figli del padrone. Lui torna e dice ad Antonio è stanco morto, ha 40 anni, lui ne ha 10, dice: questo lo devi fare perché te lo dico io. Ma padrone, sono stanco. Ma non mi interessa, tu devi farlo perché io sono il padrone, se io ti dico di farlo tu lo devi fare. Ma lo faccio domani. No, lo devi fare adesso. Deus eo summere, io sono il padrone. A quel punto arriva il padre di Lussu, l'uomo più ricco di Armungia, sindaco di Armungia, e gli dà una sberlona. Avete visto quella che hai fatto vedere prima? Peggio. Gli dà una sberla, dice: caddi per terra. E mi disse babbo queste parole testuali che non dimenticherò mai: lui è il padrone, Antonio, tu sei il servo, perché se Antonio non lavora tu non mangi. Poi si rivolge ad Antonio, prende un bastone e lo dà ad Antonio, dice: adesso tu lo porterai con te in campagna e il signorino, non lo chiama Emilio, lo chiama il signorino in tono spregiativo, farà il tuo servo, se lavora gli darai da mangiare, se no bastonate. E racconta Emilio: e per una settimana feci il servo di Antonio. Il babbo si accordò col maestro, non andai a scuola per una settimana, ma non fu una grande conquista. Lavorai duramente e mi diede da mangiare perché lavorai duramente. E dice Antonio: forse perché istruito da mio padre, dice Emilio, fu autoritario e implacabile. Questo è Emilio Lussu, un uomo che senza vergogna ci racconta questo episodio e dice: ho letto gli intellettuali francesi, ho letto Voltaire, ho letto Rousseau, ma mio padre mi ha dato una grande lezione, e la chiama questa lezione la mia prima formazione democratica. Mio padre mi ha fatto capire che non c'era differenza tra il servo e me, che ero il figlio del padrone, perché per un insieme di fatti, la fortuna, la sorte, chiamatela come volete, lui era il servo e io ero il padrone, ma eravamo entrambi uomini, entrambi armungesi, entrambi bisognosi di mangiare e di vivere la nostra vita. Ecco, questo è un messaggio bellissimo di Lussu che mi è piaciuto. Poi ce ne sono anche altri sulla guerra che, se volete, vi posso raccontare con molto piacere. Avete notato come ne parlo? Scusa, solo un secondo. Ne parlo sempre al presente perché Antonio, Emilio, ma anche Grazia, sono persone attuali, non sono parte del nostro passato morti e sepolti. Il loro messaggio è ancora vivo e attuale. Ricordatelo, ragazzi, altrimenti i libri che senso hanno? Questo che dici, peraltro, lui lo scrive ed è una delle cose fondanti del libro, Un anno sull'altipiano, il rapporto con dei poveri mandati in guerra, dei poveri che sono dall'una e dall'altra parte, che fanno la famosa carne da macello. A proposito di storie, saltiamo Grazia Deledda. Tu hai scritto il tuo penultimo libro, è questo su Partigiano. Termine che ci farebbe andare all'epoca di cui stavamo parlando fino a poco fa, ma che invece racconta una storia ambientata negli anni 90. Ecco, puoi spiegare di che si tratta e perché? Riassumo brevemente. A volte faccio il paragone un po' con l'uomo ragno, così, ragazzi. Conoscete la storia dell'uomo ragno? Spider-Man, bravissimi. Spider-Man, c'è una frase molto bella di Spider-Man, in America è famosissima, ho visto da qualche parte che è una delle frasi più importanti: ogni grande potere presuppone una grande, bravissimi, una grande responsabilità. Questa è una frase che può riassumere il contenuto di questo libro. Un grande potere riassume una grande responsabilità, perché il protagonista è un ragazzo un po' più grande di voi. Siamo nella Cagliari del 90, l'anno dei mondiali, vi ricordate? L'anno dei mondiali, e c'è questo ragazzo che pensa solo a divertirsi nel 90, pensa solo a divertirsi senza nessun legame, tutto deve essere usato da lui, affetti familiari, sentimentali, a lui importa solamente se stesso, lui è il principio e la fine di ogni azione. Cosa succede? A un certo punto il suo vicino è questo vecchio, che lui chiama il vecchio rottamme, lo chiama così in maniera spregiativa, e non si accorge però che questo vecchio rottamme gli darà una grandissima lezione. In un momento di difficoltà lui ha occasione di parlare con questo vecchio, e questo vecchio gli racconterà la sua storia di essere un partigiano, uno che non è sardo, viene dal Piemonte, e gli racconta la sua storia. Dice: anch'io ero come te, pensavo solo, durante
la guerra, la dittatura, pensavo che tanto sarebbe passata in fretta, ci avrebbero pensato gli altri. Quando invece hanno toccato la mia ragazza, hanno importunato la mia ragazza, ho pestato 2 fascisti, e questo mi è costato, perché sono dovuto scappare nei monti e diventare un partigiano. E lì poi racconta, insomma, la sua storia fatta di agguati, paure, amici morti, amici a volte neanche sepolti, perché non si ha neanche il tempo di seppellire i propri amici. Ed è un grande messaggio il partigiano, è scritto in sardo e ci racconta appunto quello che diceva prima Calamandrei, cioè l'importanza di questi giovani che hanno sacrificato la propria vita. Voi immaginate, quanti anni avete voi ragazzi? 16. Immaginate, 17 forse qualcuno. Immaginate questa generazione, Lussu, è partita, molti sono partiti in guerra come Lussu, avevano 17 anni, 18 anni. Immaginate fra 2 anni di dover uccidere non un uomo, non 2, ma a volte anche 100 uomini, ma non ucciderli, come dice Lussu, a 100 metri di distanza senza vedere il colore degli occhi, a ucciderli infilzandoli con una baionetta, e tu a 1 metro vedi gli occhi del tuo avversario. E Lussu queste cose ce le racconta. È un altro libro che vi consiglio di leggere, appunto, come ha detto Antonello, Un anno sull'altopiano, dove lui racconta degli episodi incredibili, episodi che fanno capire l'umanità del personaggio. Ve ne racconto una che forse è una delle più famose. Lui col suo attendente superano la trincea italiana, si mettono in una posizione strategica per cui vedono l'ufficiale austriaco che sta prendendo il caffè e dice Lussu: presi il fucile pronto a far fuoco. E mentre avevo preso la mira, Lussu era un cacciatore infallibile, dice da quella posizione se avessi sparato 1000 volte non avrei mai sbagliato, non avrei mai mancato il bersaglio. Stavo per fare fuoco su questo giovane ufficiale biondo, quando l'ufficiale biondo cosa fa? Si accende la sigaretta. Quando si accende la sigaretta Lussu ragiona, ma poi è un uomo come me. In quel momento scatta l'umanità, non è più colui che ammazza gli altri, un avversario in meno, quindi la guerra la possiamo vincere noi. È un uomo come me che ha una compagna al suo paese, ha una famiglia, ha una madre, ha un padre. In quel momento quell'uomo si accende la sigaretta, che era il gesto tipico dei militari quando non stavano combattendo: fumare o bere o accendersi una sigaretta. Quando si accende la sigaretta si blocca, dice non riuscivo a sparare. Dice un conto è ammazzare un nemico in combattimento, un conto è dire stai fermo, io ti uccido, io ti ammazzo. E allora dice passai il fucile, il mio moschetto 91 lo passai al mio attendente e anche il mio attendente si rifiutò di sparare. E dice Lussu, perché noi eravamo uomini, non eravamo carne da macello che dalla morte o riceve la morte, eravamo uomini. Quindi gli uomini combattono in una trincea, in un calanco, in una pianura, ma non si può uccidere un uomo mentre sta fumando una sigaretta a sangue freddo. Ecco, il libro è pieno zeppo di questi racconti. Tenete conto che non è un romanzo, è un libro di memorie, quindi cambiano i nomi. Questo ve lo dico perché ci sono personaggi molto importanti nella vita di Emilio che non vengono citati, per un motivo molto semplice, perché Lussu, quando scrive il libro 20 anni dopo la guerra, siamo nel 1938, non vuole mettere nei guai molti amici democratici e antifascisti, come per esempio la signora Nardini, che ha letto il libro, non la trova la signora Nardini, è una donna importantissima per lui e per la Brigata Sassari, perché la chiamavano anche la mammina o la madrina. Era di San Donà del Piave, però era la proprietaria in quanto moglie della famosa ditta Nardini, che produceva la grappa più famosa d'Italia. Cosa fa questa donna? Anziché prendersi il tè con le amiche, faceva dei maglioni per i soldati sardi al fronte, curava da infermiera i feriti e a guerra finita si incaricherà di raccogliere soldi per le vedove e gli orfani di guerra. Ecco, nel libro c'è anche questo. Quindi Lussu mi piace tanto perché non solo era un eroe, ma era soprattutto uno che non aveva nessuna paura. L'ultimissimo racconto, 31 ottobre 1926, Cagliari ormai è fascista, da 4 anni il fascismo domina in Italia, soprattutto dopo il delitto Matteotti. Pensate, una persona normale, sana di mente, sarebbe scappata da Cagliari, invece Lussu resta e 100 fascisti vanno a casa sua dopo un fallito attentato a Mussolini per fargli la pelle, per linciarlo. E Lussu non scappa, e questi cantano nelle vie di Cagliari queste storie. Col pizzetto di Lussu faremo spazzolini per lucidare gli stivali a Benito Mussolini. Una persona normale sarebbe scappata da Cagliari e Lussu resta lì e li avverte: attenti, io sono armato, io ho 2 pistole, un fucile e munizioni per resistere a un assedio. Questi provano a sfondare il portone, pensano che sia un qua, uno che scappi, ormai pensano che sia finito Lussu. Invece Lussu sale su, prende le sue pistole e spara.
quando entrano dal balcone, e ammazza un ragazzo di 19 anni, Giambattista Porrà. Gli altri 99 cosa fanno? Scappano. Questo i fascisti, ricordate, vigliacchi, 99 scappano, e Lussu non gode di questa, attenzione, non è contento che ha ammazzato un giovane, per quanto fascista, di 19 anni, e scappano. Allora arriva il questore di Cagliari, con tutta la, dice, c'era tutta la forza pubblica sotto casa mia, dice il Lussu, e si mette a giurare il questore: esca fuori, onorevole Lussu, perché lui era un deputato, sono qui per difenderla, lo giuro sui miei figli. Lussu si fida, perché poi arriverà il commissario, dice, Lussu all'inizio dice: entri dentro ma con le mani sollevate al buio, dice, ma un questore del regno non può entrare con le mani sollevate al buio. Manda il commissario anche lui giura: siamo qui per difenderla, onorevole, si fidi di noi. Lussu si fida e lo arrestano per legittima difesa, tenete conto, quindi viene arrestato nonostante lui per legittima difesa si fosse appunto difeso. Chiaramente la prima seduta lo assolve, poi praticamente i giudici hanno la forza di assolverlo per legittima difesa. Al secondo giro viene mandato a Lipari, e a Lipari, appena arriva, Lussu fa una cosa che pochissimi erano riusciti a fare: scappa dall'isola, e la notizia farà il giro del mondo, ne parlerà Le Figaro, New York Times, e Lussu dirà sempre questa frase famosa, un po' anche da sbruffone, bisogna dirla, però è bella, dice: non è stato il fascismo a crearmi i problemi, sono stato io a creare i problemi al fascismo. Lì c'è tutto il coraggio, anche noi diciamo in sardo vora de gonca, cioè veramente un pazzo scatenato. Però per farvi capire, questo pazzo scatenato ha dedicato la sua vita al nostro paese, alla democrazia, vedendo morire i suoi migliori amici, perché i suoi migliori amici sono morti. Emilio questo lo dirà sempre, dirà: il fascismo ha ucciso i miei migliori amici. Quindi ricordatevela sempre questa, ragazzi, l'Italia è libera, l'Italia è democratica, perché i nostri Emilio, i nostri Gramsci, i nostri Sandro Pertini hanno pagato un prezzo alto. Grazie. Danilo. Sì, mi riaggancio a quello che dicevi poc'anzi sulla citazione di Gramsci, che tra le altre cose è una delle mie preferite, odio gli indifferenti. Un'altra bellissima citazione che a me piace è quella: istruitevi, agitatevi, organizzatevi. Pensando al contesto storico in cui e anche alla deriva culturale a cui stiamo assistendo quotidianamente, in che modo secondo te possiamo raggiungere le nuove generazioni per renderli dotte di quella che è la storia del nostro paese, la storia della Sardegna, e quindi i vari Emilio Lussu, Antonio Gramsci, e anche la figura di Su Partigiano, naturalmente. Lì nasce l'altra domanda: che cosa ti ha ispirato per scrivere Su Partigiano? Grazie. Infatti è tutto, si può rispondere a questa domanda con un semplice discorso puramente grammaticale: il plurale. Questa è una generazione, quella dei Lussu, dei Gramsci, che ragiona sempre al plurale. Infatti, come hai detto tu, istruitevi, cioè dobbiamo farcela tutti insieme, organizzatevi, ce la possiamo fare solo se siamo uniti. Noi invece purtroppo, ragazzi, scontiamo un modello culturale che è un po' quello americano, cioè dell'American Dream, no? Dove tu ce la fai da solo, tu riesci a vincere da solo, contro gli altri, chi se ne frega degli altri. Questo purtroppo è il grosso problema e il male che noi stiamo scontando, secondo me. Mentre invece io ho notato che in questa generazione, in tutti, da Gobetti a Terracini a Joyce Lussu, ragionavano sempre in una dimensione plurale, collettiva, tutto veniva fatto all'insegna del noi. Invece purtroppo noi oggi, io lo vedo, ripeto, anche avendo 2 figlie, parlando con loro, si ragiona sempre sì, ma quelli che li conosce, no? Invece questo discorso non va mai fatto, ragazzi, ricordatevelo sempre. Siamo in una dimensione appunto sociale, per cui la solidarietà deve essere proprio istituzionalizzata, ci dobbiamo aiutare, perché badate bene, una delle prime cose che fa la dittatura, la mancanza di libertà, è affossare i più deboli. Okay? Quindi il modello, io dico sempre, il modello americano è un modello terrificante, perché in America se non hai l'assicurazione sanitaria sei fuori, nessuno ti cura, mentre invece noi nella nostra tradizione europea, la migliore tradizione europea democratica, abbiamo una tradizione appunto di solidarietà, di aiuto.
Ecco, questo forse è l'aspetto che più mi ha colpito di questa generazione. Quindi il messaggio è questo, che ci possiamo salvare, ci possiamo, come dire, salvare tutti insieme. Invece purtroppo scontiamo un modello che è sempre più imperante, che è quello americano, per cui da quello che guardiamo in TV a quello che leggiamo, a quello che compriamo, è tutto all'insegna dell'io. A me ha colpito molto, per esempio, che gli stati forse più avanzati al mondo, cioè negli stati scandinavi siano sempre di più i nuclei familiari formati da una persona. Stiamo andando verso un mondo per cui è sempre più, come dire, polarizzato su me stesso, e questo purtroppo è un grosso problema. Io sarà che vengo, ma un po' come anche voi, da una formazione collettiva. Io ricordo il pomeriggio, per esempio, si poteva andare all'Arci, si poteva imparare a ballare, tutto gratis, non si pagava niente. Si poteva imparare a ballare, si ascoltavano le poesie, si giocava a scacchi, non si andava al bar a consumare, si stava insieme in una dimensione gratuita. Questo è molto importante e noi siamo cresciuti con questo, per cui era normale uscire, andare al salone, poteva essere anche il salone parrocchiale, il salone dell'Arci, e si stava insieme, ci si divertiva e ci si appassionava. Si parlava di politica e tutti capivano. Ora io a volte lo vedo anche con i miei alunni, si confonde il Presidente della Repubblica col Primo Ministro, tutte cose che prima erano inconcepibili, perché ricordatevi che anche la politica non è una cosa sporca, non è una cosa di cui ci dobbiamo allontanare. La politica siete voi, la politica è la polis, la città, quindi lo stare insieme. Ecco, io dico, noi anche soprattutto mi ci metto come insegnante prima che come fumettista e anche come genitore, dobbiamo trasmettere questo a voi ragazzi, e voi dovrete fare ugualmente lo stesso con quelli che verranno dopo di voi, cioè vivere in una dimensione appunto solidale. Spero di aver risposto. Grazie. Faccio? Siccome si fa tardi, chiedo ai ragazzi, qualcuno di voi ha una domanda da fare, qualcosa che vorrebbe chiedere a Sandro? Almeno disegnatori, Andrea, dai, qualcosa me la devi chiedere. Dai. Non abbiate paura, l'altro disegnatore, come si chiama? Samuele, dai. Samuele. Ex Will. Perché io ne ho un'altra ed è l'ultima, ma vorrei che prima faceste, se ne avete voglia ovviamente. Voi? Io volevo dire un'altra cosa, a proposito, esula un po', però è importante. E come fumettista porto avanti anche dei concorsi a fumetti, proprio alla ricerca di giovani fumettisti che parlano di Gramsci, che parlano di Luce e che parlano anche della Deleda. Chi è interessato magari con le vostre professoresse, magari posso anche mettermi in contatto. Ci sono dei premi che non solo danno la possibilità di vincere qualche soldino, ma soprattutto di finire in libri, in antologie e di venire poi in contatto con altri fumettisti. È un mondo affascinante. Io sono sempre alla ricerca di qualche giovane, anche perché in Gallura ne abbiamo pochi. Purtroppo abbiamo perso da poco un grande disegnatore, non so se alcuni di voi lo hanno conosciuto, che era appunto Simone San di Agius, che è un grandissimo illustratore che ho avuto il piacere di conoscere, forse uno dei più importanti illustratori della Gallura. E quindi cerco sempre qualche disegnatore, mi piace qualche fumettista che voglia, come dire, mettersi in discussione, perché guardate, l'arte del fumetto, dell'illustrazione o del comic, chiamatela come volete, è un'arte molto bella che vi permette non solo di interfacciarvi con tanti altri disegnatori, fumettisti, ma anche, io parlo del mio piccolo, almeno di girare, di venire a contatto con tante persone interessanti, interessantissime, tante storie da raccontare. Insomma, c'è sempre tanto da fare. Do la parola. Sì, l'ultima domanda è questa: perché Sandro e non Sandro? Sì. E perché tu promuovi e lo usi nei libri l'uso certo. della lingua sarda? Io adesso parlo in italiano, ma mi piace da legare in sardo puro. Vabbè, visto il mio è il sardo campidanese, magari forse alcuni di voi magari potrebbero non capirlo bene. Però vi dico solo questo, ve lo dico in sardo, cito un grande poeta.
Raimundo Piras di Villanova Monteleone, che disse questa frase molto bella, una poesia molto bella. Disse: o sardo, si se sardo, si se sbono, sempre salimbadu a pas presente, non sia se che sciau obbediente, fai dente salimba e padrono. Sa nazione che perde sul dono del salimba e scompari lentamente, massimo che essi dà in mente in regione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la nostra lingua così bella, ragazzi, non dovete mai perderla né vergognarvi di parlare, anche se sbagliate, anche se parlate sbagliando qualcosa, non è importante, perché se noi perdiamo la lingua ma salviamo i nuraghi, le tombe dei giganti, le cattedrali, abbiamo perso tutto. La lingua è uno strumento fondamentale. Sì, finisco. Perché Sandro? Me lo chiedono tutti. Sandro lo devo a una mia amica londinese, che è Catherine, che praticamente... Io stavo pubblicando il mio primo libro, stavamo andando in tipografia insieme, mi ha detto: ma scusa, se ad Armugia ti chiamano tutti Sandro, perché dovresti firmarti Sandro Dessi, perché in paese mi chiamano tutti Sandro, ovviamente. E quindi è stata una scelta anche stilistica, per cui naturalmente io uso l'italiano, sono un professore di lettere, però mi piace anche parlare e usare il sardo. Quindi è un invito anche a farlo anche a voi. Io che invito a imparare il gallurese. Vabbè, dai, c'è Luisa che voleva fare una domanda. Allora, mentre ti sentivo parlare mi sono venute tante curiosità, ma un po' sentendo parlare tutti e tre, perché Danilo parlava di una deriva culturale che è evidente davanti agli occhi di tutti, ma esiste anche una deriva, ahimè, politica, no? Antonello diceva che i tre personaggi di cui tu parli, quindi Emilio Lussu, Antonio Gramsci, Grazia Deledda, sono incredibilmente attuali. E tu dicevi che li hai studiati anche dal punto di vista, soprattutto Antonio Gramsci, anche dal punto di vista personale. E hai ricordato più volte come grazie anche a loro oggi viviamo in una società libera. Ora la domanda che ti faccio è anche una considerazione. Tu sei veramente convinto che oggi siamo in una società libera? E se Antonio Gramsci, ad esempio, vivesse oggi, cosa direbbe dei volontari pro aborto? Certo, hai ragione. Scusa, pro vita, altro che pro aborto. No, infatti, è ironica. No, io ti do perfettamente ragione, nel senso che viviamo in una società, come dire, estremamente complicata, dove però è anche difficile farsi un'idea a volte, perché a parte il fatto che veniamo bombardati da un insieme di informazioni che spesso e volentieri sappiamo benissimo che sono anche delle fake, eccetera. Però una cosa che manca fondamentale è il dialogo. Io ricordo sempre quando avevo 17 anni, quasi 18, un comizio, mi portò mio nonno, andai insieme a mio nonno che poi tu l'avrai conosciuta benissimo, Lene Tasserri, che è stata il mio sindaco. Lene Tasserri, candidata alle regionali, aveva fatto il comizio in piazza davanti a tutti, non su un palco, così davanti a tutti, con un microfono in mano come sto facendo io, proprio per essere a contatto con i suoi elettori. Io ricordo sempre questo particolare di Linetta. Io ero un ragazzino, ricordo, e mi fece una grande impressione, cioè avevo di fronte una politica, una consigliera regionale vicino a me con cui potevo parlare e interagire. Ecco, questo manca, perché manca anche il contatto con la classe politica. Oggi è difficilissimo incontrare i politici. Vi racconto un aneddoto, ragazzi. Allora, Enrico Berlinguer, che noi qui conosciamo tutti abbastanza bene, un personaggio storico, forse il segretario più amato del Partito Comunista, pensate che quando andava in Parlamento si fermava con i muratori che lavoravano vicino al Parlamento, si fermava a parlare con loro, con la sua borsa in mano, e dialogava con loro. Non c'erano guardie del corpo, o meglio, ce l'aveva anche lui, ma non erano così ingombranti come quelle che vedete. Se voi andate a Roma c'è da spaventarsi, guardie del corpo. È impossibile avvicinarsi a un politico, impossibile. Enrico Berlinguer, un uomo di grandissimo livello, un pezzo da 90 della politica italiana, si fermava lui a parlare con i muratori, era in mezzo alla gente. Tutti questi grandi personaggi erano in mezzo alla gente. Quando Gramsci nelle fabbriche a Torino andava a trovare gli operai e parlava con loro, li conosceva talmente bene che quando scriveva i suoi articoli, Giovanni Agnelli, il nonno di Gianni Agnelli, disse: ma questi li ha scritti un mio ingegnere, questi li ha scritti uno che la fabbrica la conosce. Questa è la grande differenza con la politica di oggi, che i politici di un tempo erano in mezzo alla gente, venivano da quell'ambiente, poi potevano essere più o meno benestanti come Emilio, potevano essere più o meno poveri come Antonio, ma erano espressioni di quel mondo. Oggi purtroppo non c'è più questo collante, è cambiato, diciamo, il paradigma, uso un'espressione.
sono su Facebook, sui social, però non c'è il contatto, anche la classica stretta di mano manca. Esatto, perché manca lo scopo. Se voi andate a seguire una tribuna politica degli anni 70, è vero che se le dicevano di santa ragione, ma c'era una, come dire, anche una morale, un'etica in questo scontro. Adesso invece è veramente difficile anche capire quando due persone si scontrano tra loro. Veramente è molto molto complesso, mi rendo conto. Prego. Buongiorno. Volevo elencare un po' di cose e volevo partire dal concetto che ha ripreso dall'uomo ragno, Sì. da grandi responsabilità, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Una frase che si attribuisce a un politico, stavamo parlando di politici, e questo è Andreotti della DC. Della DC volevo dire che noi stavamo parlando del 25 aprile, si è stata rivolta una domanda a noi studenti, io ex studente ormai, che ha partecipato alla liberazione, ma questo lo dirò dopo. Volevo far presente un'altra frase di Gramsci che io conosco poco, che è quello di istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, e lo dico in luogo dove siamo. Scusa, ti interrompo, non è la vostra, la nostra, attenzione. Purtroppo, no, scusami se ti interrompo, purtroppo anche la regione sarda ha fatto un po' di confusione perché hanno ripreso erroneamente, non è, nell'originale è la nostra, perché cambia completamente dire la vostra. Scusami se ti interrompo. Ok, grazie. Prego. Poi parlando della liberazione volevo dire due frasi sulla resistenza, che la resistenza è stata lotta di classe, è stata guerra di liberazione ed è stata guerra di liberazione, lotta di classe e un'altra cosa che non mi ricordo, mi sono incasinato perché mi avete interrotto. Guerra civile, già, sì. Quindi siamo attorno agli anni 40-45 e volevo far presente, in difesa degli studenti, che loro ci devono ancora arrivare a studiare questa parte di storia. Ecco, qui concludo con una domanda. Lei ha pensato di fare un fumetto anche su Jean-Marie Angioy? Sì. Gio Maria Angioy è sempre nei miei pensieri, spero prima o poi di farlo. Io amo molto, proprio da poco ero a Bono, il suo paese, quindi mi piacerebbe fare qualcosa certamente. No, per tornare alla tua domanda, ti dicevo, è molto importante perché anche il ruolo che gli studenti hanno avuto, che tutti quanti hanno avuto, perché come dicevo prima, non è una lotta solamente dei poveri, tra virgolette, degli sfruttati, degli emarginati contro il regime. Ci sono in prima linea anche persone che venivano dall'alta finanza, persone che avevano anche un certo livello culturale. Lo stesso Lussu comunque cioè Lussu dal punto di vista sociale aveva tutto l'interesse di venire a patti col fascismo, era un eroe di guerra, aveva tutto da guadagnare, quindi se si è messo contro evidentemente perché credeva proprio nella bontà delle sue idee ed era disposto a tutto per portarle avanti. Quindi ricordiamoci che il fascismo, come dice qualcuno, non è un'idea, il fascismo ammazza le idee, questo è molto importante, perché in una società plurale, tu hai prima citato Andreotti, quindi la democrazia cristiana, però la frase ovviamente è nell'originale americano, è precedente ovviamente, però dico, la democrazia cristiana con tutti i suoi limiti era una classe politica che comunque dava la possibilità, anche per la forza del Partito Comunista, anche perché in quegli anni, negli anni 70, il Partito Comunista dal punto di vista culturale era molto più forte, l'intelligenza era prevalentemente di sinistra, però la democrazia cristiana con tutti i suoi errori aveva questa capacità di, come dire, prima di tutto pensiamo alle cose più semplici, rispettare per esempio la liberazione, riconoscere l'Italia come repubblicana. Non dimentichiamo che la democrazia cristiana ha avuto la forza con De Gasperi di opporsi alla Santa Sede su certi aspetti, era proprio uno Stato laico, ma nella migliore tradizione dello Stato laico. Poi chiaramente c'erano le influenze cattoliche, moderate, eccetera, con tutti i limiti. Io non rimpiango certo la democrazia cristiana, però mi rendo conto che rispetto per esempio al governo attuale c'è un abisso, perché era comunque uno Stato di galantuomini che comunque avevano un alto concetto della democrazia, si dimettevano per molto ma molto meno rispetto a quello che accade oggi.
Ecco, e poi erano persone comunque di un grande livello culturale. Io voglio spezzare una lancia a favore della democrazia cristiana. Quando la democrazia cristiana negli anni 60, ragazzi, ha la forza contro la Confindustria, si mette contro la Confindustria di imporre la scuola media obbligatoria che non esisteva. La Confindustria gridò allo scandalo, dirò andremo incontro al disastro economico, non troveremo più operai per le nostre fabbriche. E il governo democristiano ha la forza non solo di imporla, ma di nazionalizzare l'Enel, di imporre le case popolari contro gli impresari edilizi, eccetera. Quindi era uno Stato che poi controllava la maggior parte delle banche, delle assicurazioni. Non si viveva così male negli anni 70 in Italia. C'era un sistema sanitario che funzionava, c'era una rete autostradale sviluppatissima. E confrontandolo con l'Italia di oggi ci si accorge che siamo tornati molto indietro. Ecco, questo è un po' per tornare forse alla tua domanda. E poi ti dicevo prima quella puntualizzazione importante perché quando abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, il nostro impegno, la nostra voglia di cambiare, perché quella era una generazione veramente che credeva in un cambiamento. Mi attivo per migliorare, per cambiare questo mondo. Invece noi, purtroppo, mi ci metto anch'io a volte, siamo, come dire, un po' sfiduciati, sembra quasi che siamo impossibilitati a cambiarlo questo mondo, che questa è una cosa terrificante, non per me che ho 55 anni, però mi rendo conto per persone che ne hanno 35, 25, a quell'età, ve lo dico per esperienza, bisogna immaginare di poterlo cambiare il mondo, perché se noi ci arrendiamo all'esistente, allo status quo, non si va da nessuna parte, è una grande sconfitta. Invece l'entusiasmo, come dire, si deve trasmettere per generazione, secondo me. No, chiedo se ci sono altre domande, se no ci avviamo. Sì. Sì. Il microfono. Sì. Volevo giusto aggiungere qualcosa a quello che hai appena detto, cioè Sì. agli anni 70 ci siamo arrivati però dopo milioni di ore di sciopero, Sì. quindi le piazze piene e le persone e tutto partecipato, Sì, cioè sì. si era convinti che si riusciva a ottenere scioperando e partecipando, cosa che adesso un po' si è perso. Certo. Quindi voglio dire, il tempo ci ha dato ragione a seguito di quello che noi siamo riusciti a fare. Certo. Quindi dobbiamo ripartire rispetto a questo. Sì, ma infatti noi dobbiamo superare un po', secondo me, lo scoramento, cioè come dicevo prima, questa, come dire, incapacità di muoverci, tanto non cambierà niente. Questo è l'errore più grande. Non ci possiamo permettere, dico sempre, di essere pessimisti. Dobbiamo crederci che se andiamo in piazza, se ci muoviamo, se boicottiamo ad esempio certi prodotti, ad esempio, di certe nazioni che adesso bombardano i bambini e sappiamo quali, il mio gesto di non comprare quei prodotti è importante sommato a milioni di altre persone che lo fanno. Il mio gesto di, che ne so, scendere in piazza oppure di fare determinate cose ha una conseguenza. Noi dobbiamo crederci in questo, perché quella generazione ci ha creduto, perché quando l'USU decide di essere coerente e di non andare appresso al fascismo, anche se tutto lo avrebbe portato a farlo e a guadagnarci, è perché credeva profondamente che quello era un ideale sbagliatissimo e pericoloso, e purtroppo la storia gli ha dato ragione. Quindi hai ragione, però ripeto, non possiamo permetterci di essere pessimisti, assolutamente. Ok, allora se non ci sono altre domande. No, c'è un'altra. Ce n'è un'altra? No? Giovanni Degliano. Madonna. No, una cosa veloce. Siccome abbiamo a che fare, grazie per la vostra partecipazione, studenti, abbiamo bisogno di voi, dice, no? Io dico che tutti dovete rispettare chiunque la pensi diversamente da voi. Tutti dobbiamo accettare quello che gli altri ci vogliono dire, che vogliono anche fare propaganda di quello che è il loro pensiero. Tutti abbiamo bisogno di lasciare la libertà a ognuno di noi, salvo che per i fascisti. Questo lo diceva Sandro Peccini. Siccome ho qualche Domenico problema. Piccini. No, Sandro Pezzini. Con questa possibilità di non poter ricadere ancora una volta, secondo gli intuiti che ci sono anche nel resto d'Italia, ci sono ancora metodi, modi e comportamenti da fascisti. Il compito delle voi generazioni è quello di
non permettere mai in nessun modo che gli altri ci continuino a predicare frottole, balle, per quello che è una nuova società che in nome della democrazia nascosta vogliono creare un nuovo regime. Grazie. Okay, grazie. Siamo alla conclusione. Ringraziamo naturalmente la biblioteca di averci dato questa opportunità. Naturalmente ringraziamo il professore, naturalmente ringraziamo il giornalista e naturalmente ringraziamo il segretario della CGIL. È stata, con tutti i malintesi che abbiamo già segnalato in avvio della mattinata, comunque una bellissima esperienza che ripeteremo questo pomeriggio in CGIL. Ci auguriamo che ci sia una partecipazione anche più estesa di questa, ma non ne dubitiamo. E poi voglio semplicemente raccontare, visto che ha fatto un cenno a Berlinguer che viaggiava senza scorta, che noi, io e Antonello e Giovanni, Enrico, e forse anche lui, ma non so se abitava ancora ad Olbia, noi Enrico Berlinguer lo abbiamo conosciuto di persona. Vabbè, dopo potevi dirlo prima, non lo dici stasera. Allora dicevo, noi lo abbiamo conosciuto perché quando poco prima che morisse, fra l'altro io ho partecipato anche al suo funerale, lui venne ad Olbia e lo abbiamo accolto nella sede della federazione del Partito Comunista che è qui a fianco. Poi la sede è stata venduta, adesso è una proprietà privata e naturalmente viaggiava senza scorta. La scorta di Enrico Berlinguer era Antonello Secchi, Domenico Piccino e Giovanni Reiana. Quindi il rapporto personale con la folla, con le masse, era veramente di carattere spontaneo. Purtroppo i tempi di oggi non permettono questa facilità di relazione. Io la chiuderei qui, ringraziandovi naturalmente di nuovo. Un ringraziamento particolare va a voi ragazzi e alla vostra scuola, al professor Punzo e al dirigente che non ci ha potuto raggiungere. E alle professoresse che hanno accompagnato e naturalmente alle nostre compagne che ritroveremo questo pomeriggio. Grazie ancora ragazzi.